Antonio Canepa nasce in Palermo il 25 di ottobre del 1908 e sempre a Palermo si laurea in leggi. Durante il fascismo si ammuscia attivamente contrario alla dittatura e perché solo il 17 di giugno del 1933 finisce dalla carcere. Ma presto torna libero perché si finge forte. Prima della seconda guerra mondiale insegna storia delle dottrine politiche in all'Università di Catania. Durante la guerra dello 41 allo 43 partecipa al movimento Giustizia e Libertà e travaglia per il servizio segreto britannico. Dallo 43 fa un attentato con esplosione all'aeroporto militare di Gerbini in mano ai tedeschi e poi va a Firenze. Quando torna in Sicilia, nello sempre presente sentimento di autonomia si sta esacerbando sino a sboccare in tale separatismo, aderisce al movimento indipendentista siciliano assai popolare a dei tempi con circa 500.000 iscritti e a aprile del 45 fonda il primo germe di Levis, l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, che comanda con lo pseudonimo di Mario Turri. All'alba del 17 di giugno del 45 si trova in capo a un carro moto insieme alla quauce militante di Levis, trasportando armi. Quando arrivate a Murazzurrutto, al lato del Rannazzo, si adunano caccia un posto di blocco delle carabinieri. Le viste non sanno che fare, prima rallentano come se stessero a fermare, ma poi ripigliano velocità e le carabinieri sparano dall'aria o alle ummi del carro moto. A parte di questo momento non si sa buono cosa succedeva perché i conti delle superstiti e delle carabinieri non coincidono. Fatto sta che Antonio Canepa muore dissanguato a 109 anni all'ospedale del Rannazzo, uno lo portarono dopo la sparatina. Qui muoiono pure lo vicecomandante Carmelo Rosano di 22 anni e Piddulo giudice di 18 anni. Nel 1955 riposano un semmo ante un sepolcro nello cimitero di Catania, ante l'uviale dei Lomini in Lusce.